Cari amici di Venezia Channel, oggi sono in terra quasi veneziana, diciamo che siamo un po' al confine tra la provincia di Padova e Venezia, siamo a Calattere A carattere. e sono in compagnia di giovani imprenditori perché è sempre bello raccontare storie di imprenditori giovani che vogliono mettersi in qualche modo in In gioco. gioco. Ecco, siamo in compagnia di Mattia Cecchetto. Mattia Cecchetto. Cecchetto. Ed è una bella impresa perché è un'impresa familiare. Assolutamente sì. Raccontaci un po' da come parte, perché c'è anche un po' tuo fa dietro, giusto? Soprattutto mio papà. In quanto come desiderio di sistemare la nostra famiglia, in quanto io sono il fratello maggiore di altri due fratelli più piccoli, il suo sogno è sempre stato di farci vivere al meglio di quello che si può avere dalla vita, allo stesso tempo comprendendo i lavori di quello che sono il lavoro, l'umiltà e la dedizione per far sì che si facciano le cose fatte bene. Come mai il settore, diciamo, della ristorazione, in qualche modo, dell'accoglienza? Settore della ristorazione perché io sin da piccolino cucinavo già insieme a mio papà nel ristorante della loro attività e sempre di più poi a casa in quanto anche se avevamo un ristorante ma il piacere della famiglia è sempre qualcosa di diverso. Quindi questa passione ce l'avevi sin da piccolo e l'hai poi man mano perfezionata, affinata, come si suol dire, finché è arrivata questa idea. Questa idea è Avete arrivata trovato questo locale, esattamente che abbiamo rivoluzionato completamente in quanto prima era semplicemente una birreria, noi l'abbiamo trasformata in una cecchetteria. infatti il nome è proprio questo, no? Esattamente. Ripetilo ai nostri... Qui siamo alla Bistrò cecchetteria di Cavattere. di Cavaltere. E quindi il punto forte, Sono dopo, esattamente i cicchetti, in quanto puntiamo soprattutto sulla qualità e la freschezza dei prodotti serviti alla clientela nel modo più semplice possibile proprio per valorizzare i prodotti. certo, dopo parleremo anche appunto di questi prodotti, di queste creazioni, perché proprio vedendo qui la vetrina sono proprio delle piccole creazioni. Esatto. Complimenti già. E poi a questo sarà abbinata anche una proposta di abbinamento birra, vino. Assolutamente sì, dai spritz ai drink, agli amari e tutto quello che può essere rinfrescante soprattutto per l'estate e piacevole anche per le serate più tranquille tra gli amici. Perché qui c'è una bellissima sala enorme, ma Sì. fuori E altrettanto, esatto. e quindi anche lì punterete sul fatto, soprattutto la sera, fino a che ora potete rimanere aperti. Con il favore della sera noi possiamo rimanere aperti fino alle 11. Quindi c'è una bella serata lunga, poter fare anche delle piccole feste, dei momenti di incontro fra amici, giusto? Assolutamente. Bene, adesso ci stoppiamo un attimo e andiamo a vedere appunto i cicchetti. Salutiamo un attimo gli amici.